Oh, ciao bellissimi, giorno 26. Oggi facciamo una tappa accompagnati dal grandissimo Nazario Nesta. Se non lo conoscete, conoscetelo, perché veramente merita. E la giornata sembra bella. C'è un po' di nebbiolina, qualche nube sparsa, però in generale sembra pulito. Ah sì, e come potete notare, ieri Nazario mi ha convinto a tagliare i capelli. Ecco le parti che non vedete dei video di Naz, di lui che prepara il GPS per partire. Mezz'ora fermo in mezzo alla strada. Sotto al sole. Honey, honey. Dun, dun, dun. Liadda, no? Simon! Raggio! Simon! Ah! Raggio! Gira! Yes! Ciao. Squisitezza. Buon appetito. Eccoci, stiamo proseguendo sul sentiero Valtellina da tutta la mattina. Yes, è un po' noiosetto perché è tutto dritto, tutto uguale. Però almeno c'è Nazario che canta e mi tiene in compagnia. Anche Nazario ha trovato il suo bastone. Sì, però non credo sia molto utile. Contro gli orsi sì. Come se fosse speciale. Nazario si prepara a fare una cosa super professional. Pensate quanto lavoro c'è dietro al suo viaggio, cioè oltre a camminare si deve fermare, tirare fuori il drone, far partire in aria, fare le riprese, seguirlo, farlo riscendere, non farlo cadere in acqua. Siamo quasi a Talamona e c'è Nazario che mi insegna a capire lo spostamento dei venti e quanto manca l'arrivo della pioggia. Una figata. Mette il dito in bocca, E poi nel naso. si sente il rumore del vento e poi basta. Esatto, poi sparate a casa. Poi è il vento che ti parla. E se non funziona, accendete l'app di, del meteo. È arrivata la pioggia ed è anche il momento per separarci, forse ci ritroviamo domani mattina, anzi molto probabilmente, dai. Ci vediamo domani. Che bello che sei. Sono aranci. Ah, devo salutare. Ciao! Il tempo è parecchio peggiorato, sta piovendo bene e poco fa c'è stata anche proprio una bella raffica. E io sarò ospite di una famiglia stasera, quindi potrò fare una doccia e stare al calduccio. Ma penso al povero Zanzi, povero Nazario. Chissà se ha trovato un riparo adesso. Arrivato, mamma mia, questa è stata faticosina, anche perché ho tutti i piedi zuppi, sono stracontento di essere arrivato. Chissà Nazario. Ecco, Nazario è laggiù da qualche parte, in quella coltre di nebbia e pioggia. Ah, bellissimo, che fico, spettacolo, grazie mille davvero. Ne è valsa proprio la fatica di arrivare fin qua su. Buon appetito! Oh, che bella giornata. Ciao! Ciao, grazie. Grazie a te, alla prossima. Buongiorno, ciao bellissimi. Oggi è il giorno 27. Sì, giorno 27. Sono appena ripartito da Talamona, dove sono stato ospite nella baita di Mayray e Eugenio, che sono stati adorabili, veramente fantastici. Quando sono arrivato erano già pronti
per farmi asciugare tutto quanto, mi hanno dato un paio di ciabatte, mi hanno fatto fare aperitivo, la doccia, mi hanno dato un paio di pantaloni asciutti, sono stati veramente accoglienti. E il figlio Evan, un sacco educato, poi boh, come tutti i bimbi un po' arzillo, però ascoltava tantissimo i genitori e mi ha colpito veramente. E mi hanno fatto provare anche loro i pizzoccheri, che erano un po' diversi da quando li ho mangiati a Ponte in Valtellina, perché erano molto più filamentosi col formaggio. Forse li preferisco così, erano buonissimi anche a Ponte, però il formaggio a me piace tanto, quindi forse ha fatto la differenza. E poi ho provato anche dei salumi che fanno proprio loro ed erano spettacolari, mi hanno lasciato anche un pezzettino. E mi hanno voluto regalare un cappello nuovo, perché questo si sta disfando, anche se mi sa che lo userò solo quando fa freddo o quando piove, perché non è un cappello di paglia ma in feltro. Bellissimo. Però adesso sto andando in direzione di Morbegno, che è subito sotto Talamona, per ricongiungermi col caro Nazario, che invece mi sa che ha passato la notte in tenda sotto la pioggia, il diluvio universale. Vediamo in che condizioni lo troviamo. Guardate chi ce l'ha. Vediamo se si accorge. Eccolo. Nazi che cerca di scassinare le porte delle chiese. Volevo rubarmi le candele. Bellissimo, magari troviamo anche la cena. Abbiamo ripreso a camminare ed è bellissimo che tutte le vecchiette ci fermano, ci chiedono che cosa stiamo facendo e ci danno dei montanari. Le vecchiette. Le nonnine, dai. Ma guardate il Nazario che strada che mi fa fare, ma cos'è? Vediamo la bellissimo. Ah, che bello! Ciao! Adesso è leggero. Cioè, come fate? Come fate? No. No, non è possibile. Ciao ragazzi, buon cammino! Sono le 2 e inizio a pensare che Nazario stia cercando di affamarmi. No, in realtà siamo appena arrivati in vista della Lidl, dove faremo un po' di spesa e ci organizziamo a cucinare qualcosa di buono. Ah, che contento. Spesa. Tac. Ci siamo. Famissima. Alla fine sono le 4, non abbiamo ancora pranzato. Io da friulano mangio alle 12.00 di solito. E poi mi sa che mi sono uscite le vesciche sotto i piedi. Not really good, però se non altro adesso mettiamo i piedi al fresco. Ah, che carino. Ma c'è anche gente che vola. Ciao! Che spettacolo. Abbiamo trovato il posto perfetto. Con l'acciarino da fuoco al pezzetto di carta. E infila questo qua nella struttura di legni secchi che ha già preparato in precedenza. Easy? Ah, ok. Vai. Ah, che fame. Buon appetito! Eccoci, che bello. I lati positivi di camminare con Nazario è che corre tantissimo. Non è che corra, perché in realtà siamo andati alla mia stessa velocità, però non fa pause, va dritto. Abbiamo fatto una pausetta veramente brevissima fino al lago di Como, 0 di 0. E infatti i miei piedi sono al limite delle vesciche, sento proprio la parte subito sotto le dita che con la pelle attaccata per miracolo. Infatti adesso è già mezz'ora che tengo i piedi in ammollo, sperando che migliori un po' la situazione. In compenso c'è tutto il pomeriggio per godersi questo spettacolo. Abbiamo mangiato, Nazario ha cucinato degli ottimi tortellini, abbiamo fatto la spesa anche per la cena e adesso facciamo entrambi un po' di editing godendoci questo bel tempo. Bello, è proprio bello. Questo è il lago di Como e anche la temperatura è fantastica, c'è un venticello che soffia e che anche stare al sole non dà nessun fastidio. Tra un po' mi sa che ci becchiamo anche un bel tramonto. Ciao!
Buon appetito!